Stamani grande e partecipata manifestazione al Teatro Pirandello di Agrigento in occasione della giornata delle foibe, un evento che ha visto la partecipazione di tanti studenti delle scuole superiori della città, organizzato dalla Prefettura di Agrigento in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Archivio di Stato. Un ricco programma che si è aperto con l'inno nazionale seguito dall'Orchestra Musicale del Liceo Classico Empedocle, quindi il saluto del prefetto ai giovani presenti e l'accoglienza della massima autorità statale, le 3 persone che hanno voluto testimoniare la propria esperienza di quel periodo, Giambrone, Travali e la signora Rosa Vasile, che all'età di 12 anni ha visto morire il padre di origine siculianese proprio a Fiume. Quindi un altro momento importante, fondi e memoria a cura della Consulta Provinciale Studentesca e l'Archivio di Stato, il monologo di Cristicchi eseguito da Roberta Gueli, quindi il racconto del professore Crapanzano dell'Associazione Penna Sottile e Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. L'evento è stato presentato da Davide Sardo. Una immane tragedia poco conosciuta soprattutto tra i giovani, nelle giovani generazioni. Ecco l'importanza di questa giornata ad Agrigento questa mattina. Prego. Una tragedia poco conosciuta, sì, come molte cose sono poco conosciute purtroppo della nostra storia. La storia è una materia che sovente a scuola si studia un po' di corsa per cercare di onorare il programma, affastellando date, fatti, nomi. Oggi non è un giorno della storia, non è un convegno storico, oggi è un giorno della memoria, del ricordo, un giorno che cerca di celebrare uno dei momenti costitutivi del nostro essere italiani, insieme ad altri giorni come il 2 giugno, il 25 aprile, anche il 27 gennaio. Sono giorni in cui cerchiamo di non dimenticare, di tenere nei nostri cuori fatti che spesso sono fatti tragici e che hanno segnato la nostra comunità. Questa sua testimonianza oggi qui in una giornata importante al teatro? Sì, è molto importante e commovente, molto commovente. Ecco, quale sarà il suo ricordo, il suo commento, il suo messaggio che porterà ai tanti studenti? Beh, innanzitutto il monito che queste tragedie non si ripetano, ma soprattutto raccomando ai giovani di conoscere il passato, perché il futuro senza la conoscenza del passato, il vero passato, non è il futuro. E loro debbono sapere, debbono conoscere. Cosa ha perso lei, signora, in quella tragedia? L'ha perso anche suo padre? Il tutto per lui. Il tutto. Quanti anni aveva lei, signora, quando ha vissuto questo momento? Questo momento avevo 12 anni. E dove si trovava esattamente? A Fiume. E devo dire anche una cosa, che io stessa sono una vittima scampata, che stavo subendo la stessa sorte di mio padre e di questo parlerò. Suo padre sparì o fu ucciso? Non lo so, è scomparso. Mio padre è impiegato civile alla questura di Fiume e il 3 maggio del 45, quando sono entrati i partigiani comunisti di Tito, hanno arrestato tutti i corpi principali, questura, polizia, carabinieri, guardia di finanza, e li hanno tutti presi e deportati per ignota destinazione in Jugoslavia. Di essi non si è saputo più nulla, e di mio padre non ho mai saputo nulla, praticamente infoibati o massacrati, buttati in qualche fossa comune, massacrati, trucidati, perché sono arrivate tante notizie brutte. Come si chiamava suo padre? Ricordiamo. Vasile, Gerlando Vasile. Ed era di origine siculianese. Sì. Era mio padre. Quindi la famiglia è di siculiano originaria? La famiglia, mia madre è di Burgio, sì. Mio padre era di Siculiana. È una cosa che tengo a segnalare, come ho detto anche all'altra collega. Sì. Questa data del 3 maggio per me è emblematica,
e desta molta perplessità, perché il 3 maggio del 45, proprio a Siculiana, si festeggia il crocifisso, Certo, e la sì, festa del crocifisso, del Cristo Nero. di cui mio padre era grandemente devoto, molto devoto, e quindi non so giustificare, ecco la perplessità. La perplessità è proprio Ok, la perplessità, scusami. sì, La perplessità, dico, consiste proprio in questo. Come mai lui così religioso e ha subito una tragedia così più grande di lui proprio in quel giorno? Lui che era, come ho detto, devoto del Cristo e Nero. tengo a segnalare anche un fatto, che nei momenti più critici, pur essendo lontano tanti chilometri dalla Sicilia, dalla sua terra natia, però lui aveva per il crocifisso una fede immensa, e quando durante i bombardamenti o in altri momenti critici si doveva ricorrere a qualche cosa, lui ricorreva semplicemente a un'immagine del crocifisso che portavamo sempre con noi. Ecco, soltanto questo. Ecco dove sta la perplessità. L'Archivio di Stato ha contribuito a questa manifestazione, in che modo? L'Archivio di Stato è presente anche in questa manifestazione, condivisa con altre istituzioni, per dare testimonianza di quello che è l'impegno e il valore della collaborazione interistituzionale per il recupero della memoria storica, anche in questa particolare occasione del giorno del ricordo. Con i ragazzi della Consulta Provinciale Studentesca si è portato avanti un lavoro di ricerca sulla documentazione militare finalizzata a ricostruire le vicende di alcuni soldati che risultano irreperibili e le cui vicende personali sono naturalmente da ricondurre all'episodio triste delle foibe. È stato un momento molto interessante e significativo per il valore didattico ed educativo dell'esperienza, che oggi peraltro sarà presentata direttamente dai ragazzi. La sua testimonianza, Pino, lei si è sempre battuto per il ricordo delle foibe? Sì, noi da 11 anni che organizziamo il giorno del ricordo, proprio perché in occasione di un incontro fortuito con la signora Gina, istriana, anche lei da Marassi e quindi da Fiume, è stata pure una esodata. Occasionalmente ci siamo messi così, abbiamo sentito la sua testimonianza e l'abbiamo divulgata tramite il libro L'Istria di Gina. Ora invece da 11 anni noi facciamo il giorno della memoria e del ricordo, li facciamo assieme, proprio per fare in modo che la verità emerga indipendentemente dai colori politici o dagli schieramenti. A noi non interessa che siano stati comunisti o partigiani slavi o anche partigiani italiani, perché ce n'erano. Sì. A noi interessa che la verità emerga e che la storia faccia il suo corso nel senso concreto e reale, affinché non si ripetano fatti di questo tipo, che disgraziatamente proprio nel nostro periodo si stanno cominciando a ripetere, malgrado tutto. In questo momento fiera di esserci, perché qui siamo con i nostri ragazzi delle scuole, ma con i nostri ragazzi della consulta, e stiamo dimostrando che mentre parliamo delle nostre radici, loro sono le nostre armi. È importante una giornata come questa, no? Per i ragazzi. Per la memoria e soprattutto, ripeto, perché da qui partiamo con i nostri studenti, che andranno, e con loro andremo avanti nella vita. Lei porterà la sua testimonianza di quello che è successo, anche perché l'ha vissuto in prima persona? Sì, ero già ragazzino, diciamo, quando sono venuti questi fatti. Ho vissuto sia episodi connessi con le foibe, sono stati coinvolti dei miei parenti, i parenti di mio padre, sì, quindi miei, e sia come profugo che siamo venuti da Rovigno in Istria ad Agrigento in Sicilia. Okay. Sono un testimone diretto perché le ho vissuti. Sono anche in questo un sopravvissuto. Come valuta un'iniziativa di questa che oggi si tiene qui ad Agrigento, ma un po' in tutta Italia? Ma adesso se ne parla anche parecchio, contrariamente a quello che successe per motivi geopolitici. Sì.
nell'immediato dopoguerra. Un episodio mi ha particolarmente colpito perché sicuramente nessun istriano avrebbe voluto andare via dalla propria terra. Sì. Però c'era in atto da parte del maresciallo Tito, allora che era il comandante in capo della Jugoslavia, un progetto di pulizia etnica. Sì. E per realizzare questo progetto, nell'ambito delle cittadine istriane che erano quasi totalmente italiane, organizzò a Pola, oggi Pula, Sì. la strage di Vergarolla. La strage di Vergarolla è stata fatta il 18 agosto del 1946. C'erano degli ordini bellici che erano stati prima depositati in una spiaggetta per la bonifica del porto della cittadina ed erano stati disinnescati e quindi erano assolutamente inoffensivi. E i servizi segreti della Jugoslavia con la complicità ormai documentata del comando militare britannico che presiedeva la piazza di Pola, organizzò la esplosione di questi ordigni in un giorno che si festeggiava dei giochi natatori organizzati da una società canottieri, la Pietas Iulia, e saltarono in alto tutti gli presenti nella spiaggia. Ci furono più di 100 morti e di questi 100 morti sicuramente più di un terzo erano bambini e 200 feriti. Questo è stato il messaggio che ha fatto capire finalmente a questi testardi istriani che dovevano andare via.